Sì, sostanzialmente ad un mese circa dall'apertura della stagione irrigua già si sta verificando un periodo di grave siccità. Questo dà problematiche alle culture appena messe a dimora, tipo le bietole, tipo cipolline, tipo altre orticole a pieno campo, e comincia anche a dare problematiche alle culture frutticole. Il Consorzio non può far altro che cercare, laddove ha le possibilità, nei corsi d'acqua che emergono dalle risorgive, di fare il possibile per portare un minimo di servizio laddove sia necessario, ma le nostre concessioni, le concessioni d'acqua che abbiamo dalla Regione e dallo Stato, iniziano il 15 di aprile e terminano il 30 settembre. Purtroppo questo è un vincolo temporale che ormai per l'agricoltura di oggi è veramente un grosso problema, e dovremmo cercare di riuscire ad ampliare questa forbice di utilizzo dell'acqua. Mentre per le colture frutticole come il kiwi e la pesca, specialità veronesi? Sì, in particolar modo per il kiwi e le pesche, se perdura questa siccità, fra una settimana, 10 giorni, bisognerà provvedere ad apportare acqua, e quindi dovremo cercare di chiedere dei turni anticipati per avere dell'acqua per fare irrigazione, altrimenti le piante non germoglierebbero come è necessario che facciano, e quindi ci sarebbero problemi, ripercussioni sulla produzione dell'estate prossima. Si è parlato anche di Irriframe nel corso della conferenza organizzativa AMBI. Lei cosa ne pensa? Irriframe è uno strumento straordinario. Come tutte le cose straordinarie bisogna saperle guidare bene, perché dà la possibilità al mondo dell'agricoltura di utilizzare l'irrigazione in maniera oculata, accorta e con un grandissimo risparmio, cosa che attualmente non si riesce a fare perché non si ha una chiara indicazione delle necessità colturali e delle condizioni climatiche di evapotranspirazione. Questo è un software che il Consorzio Veronese sta mettendo a punto da quest'anno, e attraverso degli indici informatici, telematici, potrà dare queste indicazioni agli agricoltori che hanno questo tipo di necessità capillarmente e in maniera molto dettagliata. Quindi si otterranno dei risultati agronomici molto importanti, perché le indicazioni sono corrette e indicative delle necessità, e dall'altra parte si otterranno anche dei risparmi idrici notevoli che sono alla base, come dicevamo prima, anche delle possibilità irrigue che ha il Consorzio Veronese.